Sì, ma senza soldi. Buon pomeriggio a tutti appassionati di futsal, benvenuti alla sfida che apre il campionato sia per Merlo che per Palermo Calcio a 5. Un saluto qui dal Tocha Stadium da Gabriele Rispetta. Inizia la stagione regolare di entrambe le squadre che hanno già avuto modo di conoscersi e conoscere un'avversaria nel corso del turno preliminare di Coppa Italia di categoria, con esiti differenti tra Merlo e Palermo. Il Merlo è uscito dopo una strenua lotta contro il 3M Calcio 5, una delle favorite di questo campionato, mentre il Palermo invece ha avuto successo contro il Palermo 89ers, nonostante la sconfitta per 2-3 qui in casa. Ha avuto poi ragione nel computo totale tra andata e ritorno. Andiamo quindi a leggere subito le distinte di entrambe le formazioni. La Merlo che oggi giocherà con Moulet e Giordano come portieri, poi Sorrentino Mirko, nuovo capitano dei rossoblù, Gandolfo, Condori, Rizzuto, Molinaro, Mario, Molinaro Marco, Bongiovanni, Girgenti, Lucchese e Mattias Maniscalco, uno dei tanti nuovi volti di questa squadra che l'anno scorso ha dominato il campionato di Serie C2, un campionato livellato, equilibrato fino alle ultime tornate. Poi ha messo il turbo la Merlo e ha conquistato la promozione in C1 che invece è già una categoria alla quale è abituato il Palermo Calcio 5, che oggi avrà tra le sue fila Immesi, Miranda, Marretta, Romano, Bonanno, Musso, Mineo, Madonnina, Consiglio, Biondo, Saviano e anche Carollo. Queste scelte di mister Rizzo subentrano in campo i giocatori. Merlo che giocherà con una formazione bianca con fantasie rosse e blu, nuova maglia proprio per questa nuova stagione. Per quanto riguarda invece il Palermo Calcio a 5, solita tenuta rosa-nero, appunto a tenere fede al nome societario, quello della città, quello della squadra di calcio 11 che viene alla vittoria contro la Juve Stabia, una vittoria che dà sicuramente respiro ai ragazzi dionisi. Ma oggi parliamo di futsal e parliamo ovviamente anche di una gara che avrà un duplice significato, uno per la Merlo che quindi potrà finalmente tastare la C1 dopo l'assaggio nei preliminari di Coppa, e poi anche per il Palermo che quest'anno vuole cercare quantomeno di dire la sua a livello di promozione. Gli arbitri di oggi saranno la signora Castello della sezione di Palermo, il signor Di Bono della sezione di Trapani. Il cronometrista invece sarà il signor Bennici della sezione di Agrigento. Ora classico batticinque tra le panchine, ci sono molti ex tra le due squadre, soprattutto nella Merlo ci sono molti giocatori che hanno militato nella formazione rosanero, uno di questi addirittura Rizzuto è in prestito dal Palermo. C'è anche Maniscalco che è un ex della gara, è un grande colpo per il presidente Wilson Merlo che viene dall'isola Calcio a 5, così come lui. C'è anche il nuovo acquisto Gandolfo, arrivato Athletic Club, Mario Molinaro che è appena arrivato dal 3M Calcio a 5 per completare la coppia di Molinaro, Marco e Mario. Foto di rito per il Palermo Calcio a 5. Non vi ricordiamo ovviamente che non sarà l'unica gara della giornata di Serie C1, non sarà l'unica gara qui su Sportisili, c'è anche Leonforte contro Athletic Club Palermo, a cura e la voce del nostro carissimo Marco Genduso in quel di Leonforte. È un campionato di C1 sicuramente che farà parlare di sé. Nel frattempo un minuto di silenzio prima di vedere i botti di questa partita.
Fischia la signora Castello, si può cominciare finalmente. Merlo e Palermo, Toccia Stadium che come vedete ha i colori rosa-nero, ma oggi in casa giocherebbe anzi la Merlo, che dovrebbe anche avere il primo possesso. Vediamo chi sarà il primo a giostrare il pallone. In realtà è il Palermo Calcio a 5 e allora sarà ovviamente una buona stagione e vi auguriamo a tutti una buona stagione, appassionati di futsal. Si inizia ora per Merlo e Palermo, si inizia con il primo pallone per un altro nuovo acquisto per il Palermo, ovvero Gabriele Bonanno, ex Villauria Monreale. Aspettiamo il fischio della signora Castello, aspettiamo ovviamente anche che il signor Pietro Bennici dia il via al cronometro. Classico silenzio pre-gara, tifosi che si mischiano ovviamente entrambe formazioni palermitane in quello che è a tutti gli effetti un derby. E allora adesso si aspetta solamente il fischio della terna arbitrale che arriva adesso. Palla per Bonanno, palla per il Palermo che inizia subito a girare. Bonanno, c'è Musso, anche lui ex Villaurea, anche lui nuovo acquisto per il Palermo. Spazza subito lontano Molinaro, centrale di altri tempi, che adesso darà sicuramente un tocco in più alla difesa, alla costruzione anche della Merlo. Saviano per Musso, dribbling tentato da Musso che va indietro. Ancora Saviano, ritorna dal numero 15 a destra, ha provato subito il tiro qui il Palermo Calcio a 5, ha provato con Vincenzo Madonia. Sorrentino, nuovo capitano della Merlo, a cercare subito Molinaro, pallone che però si perde tra le parti di Immesi, portiere con la maglia numero 2. Attenzione proprio a Musso, prova a farsi vedere, numero 10, fermati in maniera regolare. La può ripartire Sorrentino, alza l'urlo la Merlo, pallone al centro, la parata di Immesi che dice di no a Maniscalco. Si è fatto male Immesi, una botta per lui sull'uscita provvidenziale per fermare Mattias Maniscalco, che era vicino a trovare il primo gol in campionato con la maglia della Merlo. Si rialza adesso Stentoni, Immesi, perde palla Musso, tante lamentele da parte della panchina del Palermo, si è alzata quella della Merlo che voleva subito colpire in contropiede. Maniscalco gira subito palla, ancora il numero 23, non riesce a scambiare con Sorrentino, comunque palla buona per la Merlo. Molinaro ha provato subito il destro, potente la soluzione qui di Molinaro che però si chiude sul fondo. Allora sarà Immesi che poco fa ha fatto un intervento provvidenziale a rimettere subito il pallone in gioco. Madonia dalle parti di Musso, scala dove c'è Sagliano, ancora il 22 fermato, rischia e perde palla l'ultimo uomo. Attenzione ancora Maniscalco, fermato e bene però qui da Saviano. Madonia ancora per il 22, fermato, vogliono un fallo i ragazzi del Palermo, non c'è niente per il duo arbitrale, ancora una volta è stato il numero 7 Miguel Condori, chiara origine sudamericana. Attenzione ancora Mattias Maniscalco che vince il rimpallo, brutto intervento sul pallone però di Bonanno. Allora Bonanno il numero 9 e bravo Sorrentino, gara maschia in questi primi minuti, ricordando ovviamente che ci sono i 20 di tempo effettivo, quindi quando il pallone esce il tempo si ferma, regole di C1 che ormai però siamo abituati a conoscere. Attenzione a Madonia, Condori su di lui, Musso ancora Madonia, Bonanno, fermato Bonanno, attenzione al tiro che ha provato poi Musso, abbastanza fuori, soprattutto lento, anche perché c'è stata una deviazione, forse poteva
subentrare qualcuno della Merlo per evitare l'azione pericolosa in favore del Palermo Calcio 5. Saviano verso, tensione a deviazione involontaria di Madonia, fa una grande parata qui a dire di no al tiro di Musso, deviazione di schiena di Madonia, la parata di Manuel Mulè, che adesso chiama all'ordine i suoi perché adesso stanno un po' soffrendo. Saviano corto su Musso che ne ha due addosso. Ancora Samuele Musso, la giocata fermato da Sorrentino. Molinaro rischia sul pressing alto di Bonanno, non rischia Sorrentino, rimessa per il Palermo, si riposiziona dietro la Merlo. Vincenzo Madonia, ancora lui, prova la giocata, il tiro più che altro un passaggio, esce Molinaro, attenzione ancora a Condori che colpisce, forse in maniera irregolare qui Musso, palla ancora in campo, Saviano dietro da Bonanno, lo gestisce ancora il Palermo, sa che può aspettare, sa che può fare la partita, ha le qualità tecniche per farlo, si lamenta Musso, Bonanno, sempre al 10, leader tecnico sicuramente adesso, Samuele Musso, Bonanno, sempre per il 10, il dribbling, ancora Musso, li suona! Ha provato il tiro, il numero 10 ha provato a sbloccarsi subito, grande giocata, dribbling, di piedi, di suola, ha provato ed è riuscito a entrare in area di rigore, poi però il tiro fuori misura, forse poteva anche servire Bonanno che era lì in area di rigore, aspettare il pallone del 10 che invece era andato in soluzione personale. Ancora Molinaro a cercare l'altra parte Condori, lo stop di Condori, non c'è niente, trattenuta di Condori, trattenuta di Madonia su Condori che si lamenta, ma non c'è niente. Luis Serafico, la panchina della Merlo viene richiamata all'ordine del mister Gallo. Madonia, sempre per Bonanno, deviazione di Maniscalco, calcio d'angolo per il Palermo che dopo il tiro deviato con la schiena da Madonia, quell'occasione di poco fa di Samuele Musso, attenzione poi a questo pallone velenoso messo al centro da Saviano. Sorrentino, si lamenta Molinaro, il numero 9 voleva quel fallo che non è stato sanzionato su Condori, davanti alla porta, fermato. La prova Sorrentino, anche lui fermato da una grande chiusura di Musso. E loro immesi, ancora nessun cambio nei 10 iniziali, 5 per parte. A proposito di 10, c'è Musso, ancora col sinistro, fa quello che vuole. Saviano, Bonanno al centro, c'è solo Maniscalco che poi con calma trova Sorrentino, rimpallo favorevole, può andare Sorrentino di suola, ancora Sorrentino, voleva tornare al gol in C1 Mirko Sorrentino che l'anno scorso l'ha assaggiata con l'Isola, poi il passaggio alla Merlo, la vittoria del campionato, la fascia da capitano in eredità. E adesso quale modo migliore per festeggiare se non con un gol? Attenzione a Bonanno, al centro, Saviano l'ha parato un'altra volta di Mulè, poi il tiro provato da Madonia, che parata un'altra volta di Manuel Mulè. Il 22 si è esibito un'altra volta con un ottimo intervento. Molinaro per Sorrentino, lo scambio ancora dei due, sicuramente i due con più propensione alla fase difensiva in questo momento in campo per la Merlo. Condori, fermata Madonia, attenzione al ribaltamento di fronte per il Palermo con Musso, la giocata Musso, palo esterno. Mulè verso Sorrentino, ancora il 4, prova la giocata, c'è sempre stato su di lui, il fallo lo commette Mirko Sorrentino, primo fallo della serata. Tempo cambio per la Merlo, esce proprio il capitano Mirko Sorrentino, comunque autore di un primo spaccato interessante. Entra Vincenzo Rizzuto, come dicevo in prestito proprio al Palermo Calcio 5. Molinaro,
Rizzuto, Molinaro. Riesce con la suola a tenere il pallone qui Condori. Non rischia il controllo maniscalco perché c'era Saviano nei suoi pressi. E allora palla ancora per il Palermo. Palla per i rosanero. Possono gestirla e ad ora spostarsi sui due lati del campo. Ancora Madonia dall'altra parte dove c'è Musso. Madonia controlla il tiro di sinistro, ritorna su di lui il pallone, ancora Madonia insiste, fermato però da Maniscalco che prima aveva ribattuto il suo sinistro. Musso non va al tiro, perde palla e attenzione allora, può ripartire la Merlo. Condori, ancora Condori al centro, doveva solo metterla dentro per fare il gol dell'ex Vincenzo Rizzuto, non riesce però questa occasione ghiotta, più ghiotta che mai per la Merlo. È perso lì da Musso che ha sudato 7 magliettine rosanero. Poi errore lì davanti di misura del passaggio di Condori che forse poteva anche pensare al tiro. Poi attenzione a questo pallone messo al centro, ritorna Molinaro che va lontano, c'è Madonia su di lui, rischia Madonia sul pressing un'altra volta di Condori che sembra aver preso la Merlo. Poi il tiro di Maniscalco, quella deviazione che effettivamente c'è. Calcio d'angolo per la Merlo. Rizzuto, palla per lui, spunta Condori, ancora Rizzuto, addirittura di tacco ha provato a riservire Condori, può partire per il contropiede il Palermo, fermato bene a Molinaro. Molinaro si immola Madonia, attenzione alla confusione lì in quella zona di campo, la palla è uscita, Bonanno l'ha fatta sbattere su Saviano che poi è rimasta a terra perché c'è stato un contrasto con Molinaro. Saviano alla prossima. L'andata no. È rimessa per la Merlo, sta abbattendo Saviano, un po' di confusione adesso per battere questa touche. Rimessa in campo il pallone adesso dalla Merlo, ancora con Maniscalco, insiste il 23, torna dove c'è Molinaro. Maniscalco, grande giocata, atterrato con fallo. Dopo quell'errore Musso sembra un po' uscito dalla partita, lo capisce mister Rizzo. E infatti c'è un cambio, entra Alberto Miranda. Grande stagione l'anno scorso con la maglia del Cus Palermo, coincisa con la vittoria del campionato, la promozione conseguente della formazione palermitana in Serie B. Un obiettivo prefissato anche dal Palermo. Attenzione a Molinaro, va in porta, colpisce Madonia un'altra volta, Molinaro un'altra volta fermato, poi non rischia Rizzuto, palla per il Palermo, Miranda per Madonia che si tocca il petto lì dove ha ricevuto il colpo di Molinaro. Miranda rischia un pochettino, comunque spunta Miranda. Madonia, Saviano al centro, fermato Saviano. Allora ancora al centro Molinaro, attenzione poi qui un'altra volta la Merlo, fermato però qui il numero 7. E allora attenzione, ancora Madonia, il sinistro deviato, calcio d'angolo. Un'altra volta Maniscalco decisivo, è la terza volta che ferma il numero 15 avversario. Fermato poco fa Condori, aveva portato la classificazione di contropiede su contropiede. Attenzione per Madonia che ha provato una soluzione che però non ha trovato il senso giusto. Esce Maniscalco, entra Sorrentino proprio sotto i nostri occhi qui sulla cabina del Tocia.
Deviazione poi di Davide Consiglio, confermatissimo, pieni voti, il giovane del Palermo, calcio a 5. Sorrentino. Rizzuto, Consiglio in copertura. Palla però sempre per la Merlo. Gara che vive di queste fiammate di entrambe le squadre. Condori da pivot vero ritorna, si prende gli applausi della panchina. Palla che viene girata da Sorrentino un'altra volta, dove c'è Molinaro che prova di nuovo a cercare Condori, che subisce il colpo, sta in piedi, Maniscalco il tiro, provato qui da Rizzuto, non Maniscalco, ma attenzione a Consiglio, 3 contro 1, si gira Consiglio, grande ruleta, sempre per i 17, che poi viene pressato e ottiene un grande fallo, grande giocata personale di Consiglio, il manuale del contropiede solitario. Numero 17, si è arrabbiato anche Madonia. Deve fischiare la signora Castello, viene chiamata alla calma, numero 15 del Palermo. Sistema alla barriera Mule. Siamo tutti spaventati. Dai ragazzi, dai. Sorrentino, l'unico a difenderlo, oltre ai ragazzi sul palo. Può andare Madonia, deviazione proprio di Mule, che indovina l'angolo giusto dove stava andando il pallone. Occhio. Ancora 0-0 al Toccia. Consiglio, pallone al centro, deviazione, ancora Miranda, sempre lui, Bonanno davanti alla porta, incredibilmente sbaglia. Consiglio, riprende palla, poi Miranda, incredibile occasione per il Palermo. Un'altra volta Bonanno ha avuto la palla gol, quella buona. Sempre 0-0 però, sempre Miranda, ora ultimo uomo. Madonia pensa anche al tiro, il destro però si rifugia dove c'è Miranda e vince il rimpallo, ancora lui. Riprende palla poi Condori con l'aiuto di Sorrentino. Madonia però, Consiglia al centro, Miranda, Bonanno! Gabriele Bonanno segna il numero 9, tutta in piedi la panchina del Palermo, sbaglia un gol facile, segna subito dopo Bonanno. Michele a giocare! Io che dalle pure tu i compolati, Michele! Dalle pure tu i compolati! Lamenta la Merlo, non capiamo il motivo di tale lamentela. Forse un intervento non segnalato dal duo arbitrale. Soprattutto Danilo Bongiovanni ad avere una reazione spropositata in panca. Palermo avanti 1-0 Bonanno. Assolutamente, io sono Ex Villauria Monreale. andiamo avanti ragazzi, ormai finito. Uno dei tanti giovani d'oro del Palermo calcio a 5, in una categoria dove l'under è fondamentale, a prescindere dalle regole e obblighi. È sicuramente fondamentale avere un vivaio di questo tipo. Attenzione al Consiglio che è stato lanciato, esce Moulet, pallone in fallo laterale. Palermo avanti, poco fa il gol di Bonanno. Non lasciare il centro. Palla per i rosanero, con calma vanno dove c'è Consiglio. Miranda, che doveva essere sempre per Consiglio, sicuramente ventata di aria fresca portata dal 17, da quando è entrato. Lui e Miranda d'altronde hanno confezionato l'azione che ha portato al gol. Doveva allacciare le scarpe qui Moulet, ha fatto tanti ottimi interventi in questa prima parte di gara, non poteva davvero nulla sul gol di Bonanno. Consiglio atterrato con fallo da Molinaro, che sta quasi per avere una reazione spropositata. Calcio di punizione, prova a spiegarsi con Consiglio, che ha fatto un altro lavoro importante d'esperienza, quella che vedendo la sua carta d'identità non si penserebbe potesse avere. Adesso attenzione
Romano, lo scambio con Consiglio che perde palla, e allora ancora una volta Condori rischia, ritorna a Romano, palla per Marretta, la palla adesso del Palermo, il numero 7 va dalle parti di Consiglio. Miranda, Romano colpito dietro, palla che comunque torna da Consiglio, e allora Marretta, Romano Marretta, Miranda, grandi le giocate, grandi le triangolazioni per cercare il buco che hanno trovato poco fa, l'occasione del gol di Bonanno. Palla che si perde sul fondo, questo tentativo di Immesi di cercare uno dei suoi altari offensivi, palla dietro, già rimessa in campo da Moulet, quindi possono agire Molinaro e Rizzuto. Condori, fermato da Marretta, 0 Palermo, quindi in questo momento vede i punti della stagione, la stagione che potrebbe essere quella decisiva per la promozione. Il Palermo che è sempre stato vittima un po' del tran tran, del vorrei ma non posso, una Serie C1 livellata e piena di squadre che potrebbero fare la differenza. È sicuramente un potenziale fattore avere una squadra solida e con giocatori di esperienza e che possono anche garantire una certa freschezza. Deve fischiare però qua signor Di Bono. C'è Molinaro sul disco di centrocampo, guarda Immesi, guarda la porta, partiamo pure noi adesso. Corto dove c'è Rizzuto, allora ancora Molinaro, l'ultimo uomo rischia cercando Molinaro, qui Rizzuto, la palla che si perde però sul fondo laterale, il tentativo di disimpegno di Marretta, poi Molinaro, deviazione, pallone esce, è rimessa laterale, colpito da Miranda, sarà ancora touch quindi per la Merlo che prova a reagire dopo il gol subito. Vai, Lisè, vai, non tirare, vai, Lisè! Rizzuto, pallone al centro, deviazione che poteva favorire Sorrentino che era rimasto solo in area di rigore, c'è però la chiusura provvidenziale di Romano. Molinaro, ultimo uomo, lo chiama anche Moulet che arriva infatti al numero 22, col destro potrebbe anche andare lontano, va da Condori che rischia, però è bravo qui Miguel Condori a tenere la posizione, a prendersi fallo. Molinaro si lamenta ancora il numero 9, cambia anche per Mister Gallo, attenzione ancora a Molinaro che rischia qualcosa sul pressing di Miranda, ottiene il massimo. Questo è l'ultimo avvertimento, è chiaro? È chiaro? Arriviamo con i cartellini, questa è l'ultima volta che vengo. Subentrato Marco Molinaro. Adesso sono due i Molinari in campo, attenzione a Condori, prova a stoppare il pallone sul lancio lungo di Moulet che guarda la panchina sconsolato, prova anche Immesi, attenzione perché è buono qui Miranda, attenzione qua Molinaro che spinge Miranda, giallo per il numero 30 Marco Molinaro appena entrato. C'è stata un'incomprensione tra Alberto Miranda e Marco Molinaro, due sono incrociati con le gambe, poi Molinaro ha avuto una reazione di impulso spingendo il numero 3, nervi che si alzano in questo finale di primo tempo, 1-0 tra Palermo e Merlo. La palla è per Marretta. Il fallo non c'è stato un intervento da sanzionare per il duo arbitrale, quindi sarà rimessa laterale. C'è però un ammonito che è Marco Molinaro per via di questa reazione che ha avuto
d'impulso, l'abbiamo definita poco fa. Marretta, di prima Romano per Consiglio, fermato qui Davide Consiglio. E giocate con la suola del numero 17 che forse già si sta immaginando una pittoresca azione fatto poc'anzi Samuele Musso. È stato il migliore forse nei primi minuti del Palermo, poi si è un po' spento dopo che ha perso un pallone sanguinoso. Se Condori avesse sfruttato meglio staremmo sicuramente parlando di un'altra gara. Colpito Marretta, non c'è niente, anzi sì, tutta la Merlo come se fossero una squadra in nuoto sincronizzato, si fermano in vento contro il cielo. Fallo subito dal capitano del Palermo Calcio a 5, che il 5 ha anche la maglietta, la fascia si è addirittura levata. C'è un time out chiamato proprio dal Palermo Calcio a 5. 1-0 questa prima parte di gara. 1-0. Il gol decisivo per ora l'ha messo Gabriele Bonanno. Ci sentiamo fra pochissimo appena riprenderà la gara. Calcio di punizione per il Palermo Calcio a 5. Riprendiamo da qui, da questo intervento dubbio subito da Marretta. Sul pallone ci sono in questo momento Romano e Miranda. Siamo oltre la metà del primo tempo. Merlo, Palermo. Attenzione allo schema, però si infrange sopra Mulè. Passaggio rapido di Romano a cercare Consiglio e poi il tiro finale di Miranda che si è infranto, come detto prima, sul portierone della Merlo. Non si intendono qui Molinaro e Maniscalco. Per ora la Merlo ha in campo il duo Molinaro più Maniscalco e Sorrentino. Entra nel frattempo Mineo al posto di Miranda. Abbiamo visto proprio in live il cambio optato Mister Rizzo. Romano sul punto di battuta di questo calcio d'angolo. Attenzione al tiro deviato da Consiglio. Calcio d'angolo un'altra volta per il Palermo. Deviazione sempre sul tiro di Consiglio. Stavolta lascia dove c'è Marretta, ultimo uomo, può anche pensare al tiro. Ma la Consiglio, un'altra volta lui al tiro, un'altra volta deviazione. Sorrentino manda in calcio d'angolo. Attenzione ancora a Consiglio che è il piede caldo. La suola per Romano. Mineo, rischia Mineo, va dalle parti di Mesi. Mineo, Romano, corrono Marretta e Mineo. Viene scelto il numero 5. Attenzione ancora a Mineo che poi, messo spalle al muro, ritorna da Romano. Ottimo pressing qui di Marco Molinaro. Poi rischia qui Romano, non c'era subito di prima intenzione Mineo che poi rischia il passaggio orizzontale. Attenzione al Sorrentino, tunnel senza senso per il 4 o almeno senza utilità. Attenzione al Consiglio e può partire sempre in mezzo a 3. Romano al centro, Consiglio!
si lamenta il 17, ma attenzione alla Merlo che parte, ma c'è l'errore di Marco Molinaro. Si lamenta Sorrentino, lo sentite anche voi che stanno alzandosi i toni. Ha rischiato qui la Merlo di prendere il raddoppio sull'ottima occasione avuta da Davide Consiglio che esce, adesso però esce. Posso arriva a fare il suo debutto stagionale in campionato Emanuele Biondo. Sorrentino riprende palla, attenzione perché potrebbe anche pensare alla suolata indietro, cosa che arriva, e allora Don Molinaro all'altro, Mario passa a Marco, ancora Mirko Sorrentino, il rischio che si è preso qui Molinaro, attacco inutile di Maniscalco, attenzione poi il Mesi che aveva subito visto la corsa interlocutoria di Biondo alle spalle di Marco Molinaro, che deve anche stare attento a potenziali interventi pericolosi in quanto finora è l'unico ammonito della gara. Il Mesi dietro, il portiere con la 2, numero sicuramente inusuale per chi difende i pali. Retta scambiato con Romano, c'è Luca Mineo, va ancora alle parti di Marretta che perde palla, bravo Molinaro, poi attenzione un'altra volta attacco sempre più elegante di Maniscalco, ma riprende palla, Biondo fermato, bravo poi Molinaro a andarsene, sbaglia però Sorrentino, poi il tiro provato da Marretta che finisce ampiamente sul fondo. La punta di Marretta, deviazione però, deviato il pallone del numero 5, si lamenta Molinaro che però chiama la calma per i suoi. Mineo dietro dove c'è Romano, rientrante in campo Madonia, attenzione ancora a Romano, fermato dalla ottima chiusura un'altra volta di Maniscalco che lì li ha presi quasi tutti. Romano, dove c'è Madonia, time out chiamato da mister Gallo su questo tiro in volée di Madonia. Altra piccola pausa per noi, vicino al raddoppio il Palermo che in questo momento sta spingendo. Palla per Moulet, riprende il gioco qui al Tocia Stadium, 1-0 per il Palermo, gol di Bonanno. Terza Sorrentino, la giocata per andarsene, si muola praticamente il Mineo per evitare che il 4 potesse continuare a correre verso la porta di Mesi, fermato qui il Romano proprio davanti all'arbitro, viene chiamato di nuovo da mister far rientrare in campo Samuele Musso. Sta pian piano riformando il quintetto iniziale. Musso e Madonia, che ne facevano parte, ritornano a calcare il campo del Tocia. Madonia poco fa stava addirittura trovando il raddoppio con una volée speciale, la sua potenziale realizzazione. Attenzione però a Musso. Mineo, Madonia col 15, giocare lì a sinistra, fermato però Sorrentino. La crea in Mesi che può anche utilizzare tutti i secondi che vuole, il fatto che al terzo rilanci lontano, lo fa forse un po' troppo, sta cercando già più volte il lancio in avanti, la profondità, cercando di allungare la squadra, il numero 2
non trovando però spesso e volentieri l'aggancio dei suoi, così come invece fa spesso bene e volentieri soprattutto Condori. Maniscalco, Molinaro, Sorrentino, si è riformato nel frattempo il quintetto iniziale per la Merlo. Una specialità, una caratteristica di Mister Gallo, quella di ritornare verso fine frazione con i 4 di movimento che aveva scelto a inizio gara. Sorrentino scambia ancora con Molinaro. Condori. Rischia il numero 7, Maniscalco fermato alla corsa di Mineo. Comunque la palla è buona ancora una volta per la Merlo. In questi istanti finali di primo tempo proverà quantomeno a spingere. Fermato poi qua in maniera irregolare Condori. Calcio di punizione per la Merlo, giocata in un fazzoletto del numero 7. Vedete anche lì un bel abbraccio tra Mirko Sorrentino e Samuele Musso. Gli amici fuori al campo si sono abbracciati dopo che qualche minuto fa gli animi erano anche abbastanza tesi. Ci può stare, perché ricordiamo che oggi si apre il campionato di Serie C1. Palermo in questo momento è in vantaggio e metterebbe a referto i primi punti di una stagione che vuole giocare da protagonista. La Merlo forse sarebbe già oro colato, chiamiamo il forse, oro colato, mantenere la categoria. Va Maniscalco, destro fuori misura del numero 23, che ha scelto più il piatto che una conclusione d'esterno e potesse infilzare in Mesi. Attenzione a Sorrentino, Condori è solo in Mesi, un'altra volta con la gamba destra in Mesi. Dopo l'errore comunque il numero 2 si rifà con questa grande parata. Sorrentino torna alle parti di Molinaro, attenzione in Mesi che mette a correre lì Biondo a destra, la giocata ancora Biondo, 2-0 Palermo, ha segnato Biondo, un gol pregevole del numero 21, tanto però gli deve ai Mesi, che ha fatto un assist da puro portiere di futsal. Visione di gioco fuori al comune, trova la corsa di Biondo ed è 2-0 per il Palermo. Proprio alla fine del primo tempo, Merlo 0, Palermo 2. Hanno segnato Bonanno e poi il 2-0 siglato poco fa da Biondo. A tra poco. Siamo ai nastri di partenza del nuovo campionato, 24-25, eccellenza A, eccellenza B, e i 4 gironi di promozione partiranno sabato e domenica con il consueto programma. Si sono già giocate le partite di Coppa, che solitamente sono, diciamo, degli allenamenti congiunti in più, un antipasto, anche se c'è in palio ovviamente il passaggio al primo turno. Intanto ti voglio chiedere, così, domanda subito a bruciapelo per scaldare l'ambiente: 3 squadre, tra quello che hai potuto vedere ovviamente, che ti hanno convinto di più? Allora, mi ha convinto lo Sciacca, che per me non è una sorpresa ma è una conferma, perché hanno fatto secondo me un mercato molto intelligente, ovvero tenuto uno zoccolo duro della scorsa stagione e hanno puntellato. Questo l'ho detto settimana scorsa in altre occasioni, lo ripeto qui: per me lo Sciacca è la squadra che sul mercato si è mossa meglio, perché non ha stravolto la squadra ma l'ha puntellata, contrariamente a Gela e Athletic Palermo, che si sono mosse benissimo però hanno rifondato, quindi hanno bisogno di più tempo rispetto allo Sciacca. Quindi lo Sciacca, secondo me, così come ha già fatto vedere in queste 2 partite, diciamo, partirà meglio. Il Gela ha bisogno di un po' più di tempo, così come anche l'Athletic Palermo. Quindi dico lo Sciacca, la formazione che mi è piaciuta di più e non mi ha sorpreso, mi è piaciuta di più. Il Piana chiaramente è la squadra che mi ha sorpreso subito per l'impatto positivo che ha avuto, perché anche loro hanno cambiato molto, ma già subito Filippo ha fatto vedere il suo marchio di fabbrica. E poi, diciamo,
mi è piaciuto molto il Casteldaccia, dico la verità, perché nonostante l'avversario tosto che era l'Athletic Palermo mi è piaciuto per l'intraprendenza anche al confronto, al cospetto di un avversario che sulla carta era nettamente superiore. E qui, esatto, e qui subentra anche il discorso così, squadre che si adattano facilmente al loro allenatore. Bravo, sì. Pietro Tarantino è allenatore di grinta, allenatore che bada più al sodo, Sì. magari non si fa particolarmente apprezzare per il gioco, ma del resto in eccellenza, e considerando anche il contesto del terreno di gioco, Esatto. si fa un gran parlare del terreno di gioco del Fiorilli, ma del resto è inutile girarci intorno, è uno dei grandi punti di forza del Casteldaccia, quello dell'adattamento a un fondo non semplice da gestire. Esatto. A proposito di Casteldaccia, ci sono 3 grandi amici, rispettivamente Sì. direttore sportivo, direttore generale e presidente, che ci salutano: Mimmo Scialabba, Enzo Palmeri, col suo proverbiale noi siamo noi, Siamo- e Francesco Antoni, presidente, che ci augura buon campionato. Naturalmente l'augurio è di un buon campionato a tutte le 32 di eccellenze, alle decine di squadre dei 4 gironi di promozione siciliana. Naturalmente gli occhi di Sportisili saranno rivolti a tutti questi 6 gironi tra eccellenza e promozione, naturalmente sui campi con le classifiche che mostreremo fin da domenica prossima. Finora siamo stati, anzi aspetta, perché qua c'è una bella dedica a proposito di Casteldaccia, sembra un Casteldaccia edition di vabbè, ci sta. di Localcio. Mirko Abate che scrive: scusa se mi intrometto, ma devo salutare una persona alla quale voglio tanto bene, un abbraccio amico mio, salvorifici. Vabbè, Sì. chiaramente quando stai 5 anni in una società e dove ci sono i giocatori che appunto fanno parte di questa società, non puoi che creare rapporti anche extra calcistici. Assolutamente Mirko è uno sì. di questi, è una colonna di quella squadra, lo è tuttora, sono contento per lui, è un bacio grande a Mirko. Assolutamente sì, tra l'altro riesco a scorrere, ecco, intanto Enzo che scrive subito: Abate Lecchino. Preparatevi a questo e a tanto altro, perché Localcio, soprattutto nei commenti, per chi non ricorda quello che era Localcio fino a un paio di stagioni fa, è anche questo, È la è forza, soprattutto questo. Assolutamente sì. Finora sono stato morbido, ora ti faccio la domanda più cattivella. Sono disposto a tutto. Non mi piace parlare di flop perché siamo ancora ad agosto, ma le 3 squadre che dopo 180 minuti magari ti hanno convinto leggermente meno rispetto magari a quelle che sono le prospettive. Allora, così come ti ho detto quelle, ti dico Gela e Atletico Palermo, per lo stesso motivo, ma non perché sono, perché secondo me, come ho detto poc'anzi, hanno bisogno di più tempo, perché sono state costruite bene, hanno preso tanti giocatori nuovi e quindi hanno bisogno di più tempo. È chiaro che in queste 2 partite, se tu mi dici 2 partite, io mi aspettavo un po' di più dalla parte di entrambe. Una è riuscita a passare il turno, quindi complimenti a loro per Atletico Palermo, l'altra che il Gela invece addirittura è stata eliminata, nonostante, diciamo, la caratura dei giocatori che aveva dentro. E quindi dico che col tempo sicuramente alla fine il Gela lotterà per vincere il campionato, così come l'Atletico Palermo. Per me è quella la lotta. La terza squadra che mi ha deluso un po', ti dico che per me è la Parmonval, ma deluso da un punto di vista, diciamo, di aspettative, di fair play. Il fatto che tu dopo una partita già non ti presenti alla seconda è una cosa che a me dispiace, perché io voglio bene al calcio palermitano e quindi alla Parmonval, che è l'emblema. È proprio, se tu pensi al calcio palermitano, dopo il Palermo c'è la Parmonval, quindi io penso alla Parmonval. Se la Parmonval dice che non si presenta ad una partita, mi dispiace. Quindi io mi auguro che possano trovare la quadra e che già da domenica si possa partire col piede giusto fino alla fine, perché non mi è piaciuta questa cosa. Avranno avuto i loro buoni motivi, però questo deve essere uno stimolo in più per rialzarsi subito.
Marchiamo forte, Manca poco e si ricomincia qui al Toccia Stadium. Merlo 0, Palermo Calcio a 5 2. I gol di Bonanno e Biondo in questo momento stanno decidendo l'incontro. Bonanno ha segnato poco dopo la metà del primo tempo, mettendo in gol il pallone dopo un'azione manovrata e misurata della formazione di Mister Rizzo. Poi per quanto riguarda il gol di Biondo, pallone preso dai Mesi dopo un'occasione pericolosa per la Merlo. Mesi poi ha lanciato Biondo, corso verso la porta di Mulè, avendo a disposizione una autostrada per poi sterzare, superare l'avversario e battere Mulè. Merlo che adesso attaccherà da sinistra verso destra del vostro schermo. Dai Manu! Sì, Fabio! Sì, Manu! Completini bianchi con fantasie blu e rosse, pantaloncini e calzettoni rossi. Palermo invece con il classico completino cuore rosa nero. Attenzione qua subito a Molinaro. Andiamo invece a vedere gli interpreti scelti da Gallo e Rizzo. Pallone ripresa nel frattempo da Molinaro, che appunto ritorna ad avere la sua posizione lì al centro del campo. Qua miracoloso Biondo. Attenzione poi a Condori, Molinaro, Sorrentino. Vuole lo scatto che arriva di Condori, che si era proposto, aveva visto la soluzione tentata, già immaginata da Sorrentino. Dai ragazzi, velocizziamo, dai Vicè! Forza Vicè! Madoni. Attenzione al rischio che si prende il 15. Qua subito Condori, forse un tocco di mano da parte di Biondo, ma nello spazio davvero un fazzoletto. Quindi Mineo prova la corsa lui, fermato da 3 maglie in maglia Molinaro, prova il tiro. Dopo che Mineo è stato fermato da 3 maglie bianche, ha provato subito a conclusione l'altro. Molinaro, ovvero Mario, il numero 9. Sempre Mineo. Musso, che ha ripreso posto nelle battute finali del primo tempo. Madonnina. Sempre per il 10 che ha provato il sinistro, che esce. Calcio d'angolo. Sorrentino adesso chiama a velocizzare le operazioni Musso, che però sbaglia. Attenzione a Condori, che ha visto in Mesi fuori dai pali, ha provato subito il sinistro, fuori misura. Mineo. Musso, rischio che si prende qua un'altra volta Musso. Questi palloni orizzontali che non sono sicuramente i preferiti dai mister, visto il rischio tattico e la possibilità di esporre troppo la propria linea difensiva a potenziali pericoli. Attenzione a Mineo, sul destro c'è Mineo, Madonia alle parti di Musso. Madonia chiama Musso col sinistro, doveva solo appoggiarla dentro Biondo, che forse non si aspettava. Deviazione di un giocatore della Merlo, lui che calcio d'angolo, proprio un'occasione mancata qui da Biondo. E comunque corner. Mineo, ottimo il controllo di Madonia, spinto la mano in scalco, ancora il numero 15. Chiede scusa subito a Molinaro, che però commette fallo proprio sotto gli occhi della signora Castello. Calcio di punizione, potrà andare a Madonia. Chiama lo schema Mister Rizzo. L'avete sentito anche qui con l'avvio ambientale. Madonia. Sono in 2 in barriera, ora retrocede di quel tanto che basta Molinaro per difendere il palo. Avanza Mulè. Madonia lo scavetto! Mani nei capelli per il 15. Aveva visto la barriera messa
da Moulet, arriva ovviamente ortodossa, potremmo dire, una di quelle che si mettono in questi casi. Madonia, più che pensare alla conclusione potente, ha provato lo scavetto, non gli esce però il coniglio al cilindro, subentra poi qua Condori che fa quasi un intervento difensivo, ma siamo nella metà campo del Palermo. L'attenzione a Biondo che vuole la corsa, ma c'è Musso, riesce la giocata, ancora Musso, fermato poi da un super Molinaro, la corsa di Musso, fermato da Molinaro, intervento regolare, ma sicuramente il numero 10 magari ha avuto poi un contrasto duro con Molinaro, oppure semplicemente è caduto male. L'impatto poi con il prato verde del Toccia Stadium. In questo momento sta vedendo il Palermo, che tecnicamente è ospite, però lo vedete i colori rosa-nero che sono predominanti nell'impianto di Via Oliveri. Arriva, si fa! Madonia, Mineo si gira, Mineo! Moulet! Grande parata, puro riflesso del numero 22. Mineo ancora al centro, stavolta col destro, colpisce Maniscalco che è lì in linea per coprire la porta di Moulet. Poi Mineo, Madonia, Musso. Passaggio difficile, comunque arriva Madonia che poi si riappoggia il Messi, giocatore di un assist. Appoggiati! Per Biondo che adesso va, ancora Biondo, Molinaro con fallo, si arrabbia qui Mario Molinaro, effettivamente forse un po' esagerato qua arrivare a fischiare l'intervento punitivo, calcio di punizione quindi per il Palermo Calcio a 5. Vediamo se sarà di nuovo Madonia a inventarsi qualcosa, ma da lì sembra andare col sinistro Samuele Musso. Fischia di Bono, va Musso, Moulet non trattiene, comunque c'è Molinaro che chiude su quella parte di porta. Allora ancora Musso che stavolta ha preferito la potenza all'ingegno che poco fa aveva scelto Madonia. Mineo proprio per Vincenzo Madonia, la giocata a trovare Musso, grande tacco, Madonia riappoggia Mineo, Moulet più facile rispetto ad altri interventi che ha fatto oggi. Attenzione a Condori, fermato, Mineo irregolare, non protesta Mineo, batte subito Maniscalco, regolare la punizione. E allora attenzione, Sorrentino prova il tiro, fermato, può correre Musso, contropiede tentato dal Palermo, Mineo braccato da Condori che poi lo lascia. Attenzione a Mineo che ritorna, si prende gli applausi. Mineo, Musso, Madonia, attenzione a Mineo, insiste sulla sinistra. La giocata, il doppio passo tentato, ancora Mineo, insiste lui, si scorda un attimo il pallone, Madonia poi apre dove c'è Biondo, tocca palla, attenzione a Mineo, non c'è fallo sul tocco di Molinaro, si lamenta Biondo, palla ancora per il Palermo, se la trasporta fuori Musso, anzi no, l'ha toccata poi Musso, ma era già uscito il pallone. Ultimo tocco di Miguel Condori, ritorna Saviano che non aveva più toccato il campo dopo i primi minuti di gara. Allora, se non fosse per Mineo staremmo parlando del quartetto titolare che aveva scelto il Palermo. Difende palla poi Saviano che non prende fallo, attenzione al Sorrentino, prova il tiro di Messi e poi dopo la conclusione di Condori. Non perfetto il Messi, attenzione al pallone però passa, Maniscalco può pensare anche al tiro, ritorna sul destro, attenzione ancora Molinaro, Maniscalco vuole lo scambio, Sorrentino, deviazione di Musso e poi addirittura Molinaro la può stoppare addirittura Madonia. Mineo verso Madonia,
che mangia la fascia sinistra, ancora il 15, fermato, ritorna da Musso che è sinistro libero, attenzione a Musso, prova la giocata, bravissimo, un'altra volta Molinaro. Palla pure per la Merlo, perché l'ultimo tocco è di Musso, maniscalco, ritorna da Molinaro. Forza Fabio, sì, Calma di Molinaro, Sorrentino, Condori, Fabio, vieni, Fabio, dai, non riesce a stoppare questo pallone. Adesso sì, rientra in campo Bonanno, ritornano ad essere i 10 che hanno cominciato la gara tra Merlo e Palermo, i 10 in campo. Allora Saviano che controlla, preferisce però riappoggiarsi dove c'è Samuele Musso. Ancora Madonia, Saviano non riesce a tenere il pallone in campo, attenzione alla Sorrentino che mette subito in corsa Condori, fermato e bene anche da Madonia e Condori, non vuole maniscalco, Sorrentino si appoggia a Molinaro, scambio corto, il più corto disponibile per la Merlo in questo momento, attenzione ancora a Condori, il tacco di maniscalco, ingegno sopra la media di Mattias Maniscalco, il cuore latino di questa Merlo che però non riesce ad aggiungere cinismo e a rendere le cose concrete. Qua proteste per un potenziale tocco di mano di Musso che scivolando ha toccato il pallone, attenzione a Molinaro, Condori è libero, al centro, non ci crede il capitano della Merlo, Mirko Sorrentino. Ma che bella gara che sta per verificarsi adesso in questo secondo tempo tra Merlo e Palermo. Musso, ancora lui, sempre Musso, la sinistra, fermato, qui Samuele Musso, giallo anche per l'altro Molinaro, il numero 9 della Merlo Mario. Ancora una volta Samuele Musso ha provato le sue giocate che sicuramente ha nelle corde, lo ferma Molinaro, poi si lamenta nei confronti del numero 10, lo invita ad accogliere la verità. Ovviamente Musso, conscio e sicuro di aver subito il colpo, si prende il calcio di punizione. Muniti entrambi Molinaro per la Merlo, sono 3 addirittura in barriera per Moulet, ritorna sul palo, ne arretra uno Moulet, poi sono Molinaro e Condori assieme a lui sulla linea di barriera. Il portiere ovviamente deve stare almeno qualche passettino dietro. Madonia, Musso lo vede, il passaggio è per lui, rimane strozzato nel sinistro, il tentativo, poi non parte il contropiede della Merlo, si arrabbia Molinaro. Che gara stiamo vivendo qui al Tocha Stadium, gli è rimasto il colpo in canna qui a Madonia. Inizia proprio al 15, che ha avuto forse l'occasione, l'ha sfruttata, poi Condori voleva rimessa per la Merlo, in realtà non è per Musso e quindi per il Palermo. Saviano, fermato Saviano, calcio di punizione, mancano poco meno di 13 minuti alla fine della gara, come ci segnalano da bordo campo. Musso, attenzione Madonia, si arrabbia, intenso Madonia perché voleva una corsa di Bonanno e Musso, i 2 ex Villaurea.
sì, boh. Sorrentino. Sì, tutti, La palla adesso è la Merlo. Tutti, segui. Scambiamo sempre Molinaro e Sorrentino. Attenzione proprio a Molinaro che aumenta il suo raggio d'azione. È bravo però Samuele Musso, si prende anche gli applausi della panchina a capire il movimento di Bongiovanni. Attenzione adesso proprio alla Merlo, proprio con Sorrentino. È ancora avanzato Molinaro. Intercambio adesso con Dori. Ritorna ad un assetto più bilanciato la Merlo. Attenzione ora Madonia, continua ad andare di suola. Passaggio per Alberto Miranda. Tutti via siete andati. Quindi ritorna in campo, è uscito Musso per fargli posto. Miranda, bellissimo esterno per Bonanno. Stava quasi per verificarsi la stessa azione, ma a parti, o almeno a giocatori, a protagonisti invertiti del gol del vantaggio del Palermo. Poi Saviano, Madonia per controllare, lo fa bene. Ancora lui. Dove c'è Bonanno, grande stop, Bonanno fermato da Molinaro. Un'altra volta dimostra le sue importanti qualità da centrale o comunque da altare difensivo. Le formazioni per cui ha giocato, l'ultima è il 3M. Poi Madonia, fermato da Condori. Poi c'è lo scontro tra il 7 e il 15. Vicè quando abbiamo palla, Vicè. Iniziano a cadere un po' di goccioline qui al Tocia Stadium. Prevista in questo sabato uggioso un po' di pioggia. Attenzione a Miranda, se ne va ancora Miranda, palo! Il pallone era entrato, aveva fatto tutto da solo Miranda, ma attenzione ancora a Condori, Sorrentino! Mirko Sorrentino! Gol mangiato, gol subito per il Palermo, trova il gol il capitano Mirko Sorrentino, che quindi battezza anche in campionato la fascia insignito della C di capitano nel corso di questa pre-season. Sorrentino riesce a rendere meno amaro in questo momento lo svantaggio per la Merlo. Lo fanno girare! Palo incredibile di Miranda sul contropiede, Condori mette al centro, Sorrentino risponde presente. Di mezzo allo svantaggio la Merlo. Miranda, attenzione un'altra volta, poi preso da Bongiovanni, sempre Condori, può tenere Michele Condori, fermato però qui da Romano che può andare, non cade, c'è Saviano! Incrocio di gambe e potenza Romano! Al centro spunta il 7, dicevo, incrocio di gambe da Saviano, un giocatore della Merlo. Adesso la gara inizia ad avere connotati sicuramente più infuocati per questo finale che vede la squadra di Mister Galla tornata in gara. Mister Gallo ha fatto qualche cambio, ma attenzione poi qua Condori ottiene il pallone. Bongiovanni, Condori colpisce Saviano, poi attenzione al tiro tentato da Bongiovanni. E in mezzo, con calma, dove c'è un'altra volta Bonanno. Saviano, fermato. E allora, palla è per la Merlo, un po' di calma, ce la prendiamo anche noi. Sbaglia qui il tentativo Bongiovanni, c'è time out, lo chiama mister Rizzo, vede che c'è qualche difficoltà nel suo Palermo dopo il gol subito conseguente a quel 3-0 mancato, a quel palo colpito da Miranda. Con la 3 poteva fare il 3 e in realtà il punteggio avete anche voi in alto al centro, 1-2, Merlo ha ridotto lo svantaggio. Ci sentiamo fra poco alla fine di questo time out.
Si può subito ricominciare. Finisce il time out, la palla è per il Palermo con Saviano, ancora Romano, scambio tra i due giovanissimi del Palermo. Ci sono altri in panchina a disposizione, c'è un altro che è Gabriele Bonanno che ha aperto la sfida, che adesso l'aiuto dei suoi deve cercare di creare i presupposti per un altro gol che metterebbe più in sicurezza il risultato, ma attenzione ancora al Sorrentino fermato in area regolare Bonanno, 3 contro 2 possibile per il Palermo, può andare ancora Saviano, grandissimo qui Molinaro, sempre lui falciato però da Miranda, giallo per Alberto Miranda, non la prende bene e ci può stare Molinaro che ha ricevuto una scivolata. Solo così si poteva fermare in questa occasione Molinaro, che sembrava un tir in corsa verso la porta di Immesi. È dietro. Signore, è dietro, signore. Segnalato quindi dal Dietro, direttore di gara trapanese, il giallo per Vice, non ci pensare più, dai, Vice. Miranda. Andiamo avanti, Esce momentaneamente Mario Molinaro, per un Molinaro ne entra un altro perché subentra il 30 Marco. Continua, Miguel, continua! Se ne maschia questa, attenzione a Sorrentino, fermato. Molinaro allora rischia, non è buono per Condori che può tenerlo lì e riesce anche a scappare, attenzione a Condori, Immesia trova lì, poi Saviano che ha ricevuto un colpo al volto, forse sanguina anche il numero 22, lo scontro con Condori. Avete visto la semiotica del signor Castello, non c'è stato niente per lei. E allora ancora Immesi che rimette il pallone in movimento, ci sarà numero 22 Saviano dopo il colpo ricevuto da Condori, viene subito puntato da Bongiovanni, comunque Saviano ottiene un'altra rimessa a favore. Miranda, attenzione a Romano, l'ho girata! Il miracolo qui di Moulet sulla girata di Bonanno, la scoccata di Romano, riflesso puro. Questo intervento di Manuel Moulet non è la prima che fa oggi. Poi Miranda la tocca a Molinaro prima che potesse toccarla il numero 22, il suo portierone Moulet. E allora ancora Palermo, il pallone era entrato al centro dell'area di rigore grazie a questo suggerimento di Saviano. Palla di nuovo per la Merlo, Molinaro, Condori non può arrivare su questo pallone, allora in mezzo Saviano, Bonanno, un'autostrada a disposizione, Miranda! Stavolta arriva il tris, arriva la rete di Miranda che non sbaglia, autostrada per Bonanno che mette al centro, ricambia il favore, le 3-1 Palermo. Un altro gol pesante per Miranda, quindi ha iniziato nella maniera migliore possibile la stagione in maglia rosa-nero dopo anni tra le fila del CUS. Attenzione, poi passa Condori di tacco in Mesi, non è stato cinico qui Condori, attenzione a Miranda che scappa a destra, Miranda si allunga troppo il pallone, galvanizzato ancora al gol, con attenzione perché ritornano a scornarsi Miranda e Molinaro. Moulet non avanti, fermato Lucchese appena entrato, il giovanissimo della Merlo, si è messa male per i rossoblu. Attenzione ancora a Lucchese, fermato il numero 20, la palla è in favore del Palermo, l'ultimo tocco è proprio del giovanissimo della Merlo. Saviano aspetta il 22, poi preferisce ritornare dalle parti di Romano, Marretta, Bonanno. Alberto, ti devi sedere perché ti ammonisce, Alberto. Attenzione poi a Saviano, se ne va Bonanno, fermato da Sorrentino, si lamenta
panchina del Palermo, soprattutto Mister Lizzo voleva questo calcio di punizione per via di una trattenuta ai danni di Saviano. Palla ancora per Marretta. Roman. Saviano. Bonanno. Controlla Bonanno. Attenzione ancora lui. Bonanno fermato. Pallone sempre a disposizione del 9. In mezzo a 4. Tutta la Merlo è servita per fermare Gabriele Bonanno. Attenzione Molinaro. 2 tunnel. Apre dove c'è Lucchese. Fermato bene. Attenzione ancora la Merlo. Partita impronosticabile adesso. Sorrentino destro fuori misura. E attenzione ai Mesi che manda a correre Bonanno. 2 contro 2. Bonanno aspetta. Bonanno cala il bis. Bonanno. Arriva anche la Griddi per Gabriele Bonanno. 4-1, un'altra volta in Mesi fa assist, un'altra volta Bonanno fa gol. Secondo tempo devastante del numero 9, doppietta quindi per lui. Ancora c'è tanto da giocare, ma sicuramente è devastante questo 1-2 Palermo dopo il gol della Merlo. Attenzione poi qua al rischio che si era preso il Palermo calcio a 5. Era subentrato Garofalo, arrivato in estate da Athletic Club. Si lamenta Simone Castello nei confronti della panchina del Palermo. Si fanno sentire i tifosi sia di Merlo che della formazione rosanero. È un derby neanche tanto sentito, ma ovviamente importante ogni punto in questo campionato. Ha provato il tiro Molinaro in Mesi, la palla è buona per Romano. Consiglio è libero a sinistra e allora attenzione al Consiglio, la palla va da Marretta. Adesso è cambiato anche il quartetto a disposizione di Mister Rizzo. Consiglio ritorna, Consiglio fermato, poi ancora Consiglio, un'altra volta fermato da un super Lucchese che poi sottrae pure il pallone. Attenzione quindi a Garofalo e poi però viene rimontato da Consiglio. Palla che viene stabilizzata, possesso Merlo. Attenzione però ancora una volta a Molinaro. Le giocate con la suola, scivola poi Molinaro. Buon pallone per Rizzuto. Lo ricordiamo, lui è in prestito dal Palermo, una gara in famiglia per lui. Molinaro, grande giocata, fermato però da Romano che prova il tunnel su Rizzuto che viene colpito. Calcio di punizione in favore della Merlo. Non abbiamo un attimo di pausa in questa seconda parte di gara. Gabri, un minuto e vieni, un minuto. Mette in campo il pallone la Merlo, ma attenzione al rischio che si prende qui Lucchese. Consiglia al centro, Bonanno spinto. Fallo segnalato dal signor Di Bono. Giallo per Rizzuto. Quinto fallo commesso dalla Merlo in questa seconda e ultima frazione. D'ora in poi ogni intervento falloso sarà punito con un tiro libero contro Moulet, oggi insuperabile, ma non poteva davvero nulla. 4 gol in questo momento stanno consegnando i primi 3 punti della stagione al Palermo calcio a 5. Allora, Madonia, Consiglio sul punto di battuta, sono 3 in barriera per Moulet. Ora probabilmente chiamerà a raccolta un'altra volta Rizzuto, infatti lo mette sul palo. 2 sul palo per Moulet, 2 in barriera. Attenzione agli schemi che possono preparare i ragazzi di Mister Rizzo. C'è Consiglio sul punto di battuta. Fischia Di Bono, va Madonia per Consiglio, fermato proprio da Rizzuto. Bravo Davide. Scontato
che arrivasse ad un'occasione del genere. Il pensiero ai ragazzi del Palermo, che adesso potranno gestire perché sono in vantaggio di 3, manca sempre meno al termine, potrebbero essere i primi 3 punti di questa stagione. Consiglio ritorna, attenzione poi qua al numero 7 Romano per Consiglio, scivolando Madonia, Lasciate spazio alla collega. sempre Romano, ancora Madonia, il tiro di sinistra addirittura da fermo di punta, vuole la deviazione che arriva, la toccata Mulè, se non Mulè sicuramente Molinaro che era lì per parare la traiettoria ideale di questo sinistro da fermo di Madonia. Marretta, ancora il 15, c'è Consiglio lateralmente a destra, attenzione ancora a Romano, Madonia, aspetta il 15, Ria Marretta, preferisce tornare a Romano, stanno gestendo ovviamente i ragazzi di Mister Rizzo, così come dice anche lui alla panchina. Gestiamo, alla fin fine questo deve fare il Palermo, prova ad aumentare il pressing, la squadra di Mister Gallo è difficile, anche perché sono palleggiatori, i ragazzi messi in campo adesso da Mister Rizzo, qua sbaglia però Romano, attenzione a Rizzuto che però scivola anche Romano, attenzione a Rizzuto, fermato da Madonia, tanta confusione e poi mette il pallone fuori Madonia. In me si rialza Rizzuto, ovviamente si conoscono, sono compagni di squadra sulla carta, perché Rizzuto è in prestito dal Palermo proprio alla Merlo. Roma, Marretta, Consiglio, non è deviato da Garofalo. Ormai è anche il tempo per provare un po' i nuovi per Mister Gallo. Palermo che parte come meglio non poteva, dovesse confermare questo ottimo trend avuto nelle gare in esterna alla fin fine, perché la vittoria contro i Teneri è stata in esterna. Attenzione per Consiglio, strattonato da Rizzuto che era già ammonito, ma forse il signor Di Bono qua preferisce evitare un'altra sanzione, vedendo anche la situazione di punteggio e soprattutto la natura del fallo. È libero! Ovviamente, essendo il sesto fallo della Merlo e tiro libero, l'arbitro aveva segnato il calcio di punizione, forse si era scordato che questo è il sesto fallo commesso alla Merlo. E allora arriverà Samuele Musso, una partita di sacrificio per il numero 10 ex Villaurea contro Cemmule in quello che potrebbe essere il gol del 5-1 in favore del rosanero, un Tocia ospite ma di questi colori che si tingono anche di Samuele Musso. 5-1 imparabile per Mulè. Sconsolato Manuel Mulè, davvero non poteva fare più di così. Rete per Musso che esce, lascia il posto a Mineo, cambia adesso anche nella Merlo, ovviamente dovuti al punteggio che ormai sembra irrecuperabile per la squadra di Mister Gallo, come dicevo prima, anche per fare giocare un pochettino le seconde linee, per fare tastare anche a loro la C1 che la Merlo vuole conquistarsi nuovamente dopo averla meritatamente raggiunta l'anno scorso. Attenzione poi qua Rizzuto, fermato dai Mesi, poi Mineo quasi stava per colpire il suo portiere. Oh, ci svegliamo! Andrà Rizzuto a battere questo corner, c'è solamente Girgenti in area di rigore per la Merlo. Il cambio è l'ultima ora di Mister Gallo. Molinaro, ancora lui, si chiama Rizzuto. E poi Sorrentino, rientrato in campo anche il numero 4, non si intende con Girgenti. E allora, palla per il Palermo che gestisce ovviamente il 5-1 guadagnato
negli ultimi minuti. Uno stop a Mineo che applaude l'iniziativa di Davide Consiglio, lui come Bonanno, come Musso, come tutti questi giovani fenomeni a disposizione di mister Rizzo. Hanno fatto vedere che sono degni di questa categoria contro una squadra che, come dicevo anche poc'anzi, se l'è meritata, adesso dovrà riconquistarla, mantenendola nel corso di questa stagione. Sbaglia un'altra volta la Merlo. Madonia ha fatto un ottimo intervento in interdizione, poi però cade, non c'è fallo, ritorna sul pallone un'altra volta Madonia. Che giocatore, il numero 15. E allora attenzione, possibilità di contropiede, ma Marretta preferisce andare da Mineo, che preferisce riandare da Consiglio. E allora Madonia. Sbaglia Madonia, uno dei pochi errori di oggi del numero 15, senza Sorrentino, Immesi. Può salire anche Immesi, attenzione a lui. Entri 3 secondi, la passa di nuovo a Madonia, è fuori Immesi, può andare al tiro Molinaro, fuori misura, ha rischiato il giusto, il numero 2, che ama queste scorribande da portiere libero. Chiameremmo portiere Jolly se giocassimo nel calcetto del giovedì tutti assieme. In realtà siamo in un campionato di Serie C1 e quindi è una cosa più rara da vedere. Ma attenzione a Consiglio che prova addirittura il tiro. Destro-sinistro non fa differenza per i 17. Attenzione ancora a Molinaro. Non è più rientrato male Molinaro. Speriamo non ci sia nulla di grave per lui. E finisce qui. Triplice fischio del duo Castello di Bono. Finisce 5-1 in favore del Palermo. Un'ottima Merlo per 30 minuti buoni. Si è poi sciolta di fronte allo strapotere del Palermo, che parte come meglio non poteva. Ricordiamo i marcatori: il primo tempo era terminato 2-0 in favore di Rosanero, gol di Bonanno e Biondo. Bonanno poi ha trovato la doppietta nel secondo tempo, secondo il terzo gol della formazione di mister Rizzo. Poi hanno chiuso i conti Miranda e alla fine da tiro libero Samuele Musso. Il gol della speranza l'aveva segnato per la Merlo del momentaneo 1-2 il buon Mirko Sorrentino, uno dei migliori dei suoi, che ha onorato al meglio la fascia del capitano che ha preso in eredità nel corso di questa stagione. Ricordiamo quindi punteggio: Merlo 1, Palermo 5. Dal Tocia Stadium è tutto, per sentirci alla prossima giornata, il prossimo spettacolo che ci riserverà la Serie C1 di futsal siciliana. Grazie a Gabriele Rispetta, alla prossima.